Da tifoso, da sportivo, da giornalista, da catanese, ovviamente mi auguro con tutto cori che il Catania Calcio possa continuare a vivere e soprattutto possa ritornare ai fasti del passato. Questa è una situazione davvero molto difficile e complicata e mi auguro che si possa risolvere nel miglior modo possibile. Sto seguendo con attenzione anche i movimenti di questa cordata, conosco quasi tutti i protagonisti, persone sicuramente per bene che possono fare anche il bene del Catania, ma in questo momento io mi auguro semplicemente che il Catania riesca a sopravvivere, riesca a rinascere, mi auguro che non fallisca e che si possa presto tornare anche in sicurezza a tifare allo stadio Angelo Massimino per il Catania. E poi da siciliano mi auguro che la Sicilia ritorni ai fasti del passato. Squadre come Catania e Palermo ovviamente non possono stare nelle serie inferiori. Ricordiamoci che qualche tempo fa c'erano ben 3 squadre siciliane in A, il Palermo, il Catania e il Messina. Ma intanto attenzione puntata sul Catania Calcio, su questa matricola da salvare e su questa squadra che ha un grande patrimonio da conservare e da portare avanti. Quindi mi auguro con tutto cori che presto arrivi una soluzione positiva per il Catania Calcio. Mi è stato chiesto di esternare le mie emozioni e sentimenti nei confronti del calcio Catania e di questo momento particolare. Io rimango sempre positivo, il mio modo di pensare è questo, specialmente negli ultimi 2 anni e mezzo ho fatto tantissimi cambiamenti che mi portano a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi rimango fiducioso, rimango sempre dell'idea che finché c'è la giusta speranza dobbiamo vedere con la positività giusta e quindi con tutto quello che di bello già noi vogliamo vedere realizzato per il calcio Catania. Mi legano tantissime emozioni belle, gratitudine, gioia, tutte emozioni che naturalmente mi fanno essere felice per quello che ho avuto, per quello anche che ci siamo scambiati vicendevolmente sia con il calcio Catania che con la piazza di Catania. Quindi rimango sempre, le mie emozioni sono sempre positive e vedo sempre un futuro bello, già lo vedo il futuro bello per il calcio Catania, dovremmo vederlo tutti quanti insieme, già vederci dove meritiamo di essere.